Alessandro Martini, termine del girone d'andata 9 punti, te li eri immaginati così queste prime partite o manca qualcosa? No, diciamo che siamo nella media, siamo quello che avevamo detto di fare, abbiamo sfruttato le partite casalinghe con le squadre diciamo alla nostra portata, magari qualche rammarico per qualche partita che forse si poteva fare qualcosa di più, però va bene, comunque non ci scordiamo che sono tutti ragazzi giovani, è il primo anno di A2, quindi diciamo che il bilancio dell'andata è positivo. Ora ci aspetta il ritorno che secondo me è più difficile perché con queste squadre alla nostra diciamo tra virgolette a portata dobbiamo giocare tutte fuori, Follonica, Prato, Salerno stesso, quindi quelle saranno ancora più dure. Ecco, al di là di quello, diciamo così, a parte i punti, il bilancio del gioco è soddisfacente, mi pare che insomma la squadra si stia esprimendo bene. Sì, 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 sicuramente abbiamo preso diciamo un'entità dall'inizio della Coppa Italia e piano piano siamo cresciuti, soprattutto in fase difensiva. E commettiamo ancora sempre qualche ingenuità, qualche errore di gioventù, diciamo, però va bene, dai, siamo sulla strada giusta e l'importante è continuare a lavorare così domani da lunedì, perché domani lo do di riposo, da lunedì si rinizia e ci rimettiamo sotto. Grazie Alessandro e complimenti.